Buona giornata, ben ritornati con noi, con il nostro ospite, ve lo presento subito, ben arrivato Antonio Tognoni che è Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori della Regione del Veneto. Grazie di essere Grazie. qui con noi. E allora vedremo di affrontare diverse tematiche che riguardano tutti quanti noi cittadini. Ce ne sono svariate, tante sono anche le problematiche che devono essere risolte, però alla fin fine, come sempre ripetiamo nei vari ambiti, l'importante è sollevare un problema, non lasciarlo perdere e poi portarlo all'attenzione delle persone che sono competenti, che sono specializzate, che possono in qualche modo risolverlo. Possiamo parlare del caso dei benzinai che avete affrontato di recente, dei contratti porta a porta che continuano ancora ad esserci, e poi c'è anche il discorso che potrebbe essere così dare in là le famose carte di credito che comunque per i negozianti hanno sempre un costo, insomma i rapporti con tante situazioni. Le persone sono talmente stanche alle volte di doversi arrabattare nei problemi che non hanno neanche la forza, l'energia e non credono neanche che si possano risolvere per portarli all'attenzione di un'associazione di consumatori. Mentre in parallelo ci troviamo associazioni all'estero, in Europa, in Nord Europa, anche negli Stati Uniti, che sono fortissime, che Sì. fanno cartello, che fanno sistema, che riescono veramente a modificare disposizioni normative di legge, a intervenire, a interagire con le forze governative. Da noi È così vero. non è. E questo è un limite e anche una fortissima debolezza del cittadino di fronte al sistema dello Stato in senso generale. Sì, noi, ma in Italia purtroppo la legislazione è quella che è e siamo arrivati molto in ritardo rispetto ai paesi europei nella tutela del consumatore. È una cosa delicata perché nei stati europei, citava poc'anzi anche in America, la tutela del consumatore, le associazioni dei consumatori a livello diciamo, europeo sono molto più potenti di noi e hanno anche maggiori poteri. Qualcuno anche a livello anche sanzionatorio, cioè è in grado di sanzionare autonomamente alcuni comportamenti scorretti. Diciamo che io parlavo con un rappresentante della Romania, di un'associazione di consumatori che ho conosciuto poco tempo fa, mi dicevano che proprio loro erano in grado di sanzionare anche comportamenti scorretti. Addirittura, ma come Sì, mai questo potere? perché è un potere che gli viene dato esclusivamente dallo Stato perché nel settore individuano loro come soggetti destinati alla tutela generale del consumatore. Diciamo che in Italia, vabbè, non siamo a quel livello, però siamo sempre un gradino più inferiore rispetto agli altri. Forse necessiterebbe un po' più di fiducia da parte del governo che ci desse magari ci desse modo un po' più di agire, interagire magari con le aziende, con le grosse aziende, con le grosse società che hanno dei comportamenti non sempre corretti. Ecco, ma mantenere queste associazioni, facciamo un po' il discorso di politica generale, anche perché poi entriamo nel merito specifico delle problematiche che risolvete, mantenerle deboli, non dare finanziamenti, non far sì che possano avere una forza propria come avviene in altri paesi e quindi per gioco, per ovvia ragione, il gioco delle cose, come lei stesso diceva, è il pensionato che può fare attività di consulente, è la persona che magari ha già un'occupazione perché non può ricevere una remunerazione, è puro volontariato. Non può essere anche una strategia di carattere politico, politico-gestionale, quindi come dire, voi che rappresentate i cittadini, una piccola quota di cittadini, vi mantengo lì e tra l'altro vi rendo uno nemico dell'altro, comunque in concorrenza Purtroppo con però, l'altro. purtroppo qua però entriamo in un argomento un po' delicato, nel senso che credo che lei mi pare di aver capito che è un legale. Al Parlamento ci sono molti avvocati eletti E quindi non hanno nessun e gli interesse. avvocati, noi ci siamo resi conto anche nelle nostre attività quotidiane, diamo un po' fastidio all'attività di un legale, del legale in genere. Il legale ci vede un po' come soggetti che potrebbero potenzialmente portare via del lavoro. In realtà le funzioni sono ben diverse perché comunque l'avvocato ha una rappresentanza di tipo privatistico nei confronti del suo cliente, mentre la differenza con l'associazione è un ente dove tutela a livello collettivo le persone. È chiaro che poi singolarmente si viene a trovare a dover fare una pratica per uno, una pratica per un altro e questo ha portato sempre un po' di attrito tra di noi, tant'è vero che spesso alle volte litighiamo, abbiamo delle discussioni con dei legali che
diciamo che si sentono un po' defraudati del lavoro, ma in realtà poi siamo in un regime di libera concorrenza, diciamo, di libera scelta, dove il cliente o comunque il cittadino può rivolgersi a chi vuole, può essere assistito da un ente come può essere assistito da un legale. È chiaro che e quindi questo deve per forza di cose essere, diciamo, rientrare nell'ambito di una convivenza serena che ci deve essere, finalizzata poi a tutelare il proprio assistito, non il proprio iscritto e l'avvocato del proprio cliente. Entriamo nello specifico, quali sono i vostri ambiti di azione e di intervento? Ma noi abbiamo vaste aree di interesse generale che rientrano sempre nell'ambito della tutela. Il Ministero dello Sviluppo Economico ci dà delle direttive spesso precise, dove individua magari dei soggetti che dobbiamo magari tenere d'occhio o comunque verificare nel comportamento. Di recente abbiamo guardato, questa era una segnalazione proprio che veniva dal Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo iniziato a controllare una serie di benzinai, che voi sapete bene che il prezzo della benzina è un elemento essenziale per la vita quotidiana di tutti i cittadini, perché il costo della benzina, del gasolio, è fondamentale per taluni che vanno al lavoro, con la macchina, chi si muove, eccetera, ma comunque è un componente essenziale della nostra economia e quindi abbiamo, diciamo, iniziato a fare dei controlli e abbiamo trovato alcuni soggetti in certe aree, abbiamo controllato la provincia di Vicenza, alcune zone del Padovano, dell'Alto Padovano e del Trevigiano, e abbiamo scoperto che c'erano dei soggetti che si erano messi d'accordo per tenere un prezzo più elevato. Quindi avevano fatto cartello? Allora, il famoso cartello, tant'è vero che tenevano, diciamo, tra le compagnie che gestivano un prezzo low cost, in realtà avrebbero gestito un prezzo low cost ma sempre più alto rispetto agli altri soggetti delle altre province che tenevano un prezzo decisamente più basso. Ma questo con che scopo a questo punto? Perché Lo scopo è stato quello di non farsi concorrenza tra di loro, quindi... e questo è vietato dalla legge. Noi sappiamo bene che la concorrenza come l'avete è la base scoperti? Di tutto. L'abbiamo scoperti perché abbiamo monitorato dal 1° agosto dell'anno scorso, abbiamo monitorato questi benzinai in base al prezzo che loro tenevano. Quando alzavano il prezzo lo alzavano in contemporanea, quando lo abbassavano in contemporanea. Ma la cosa particolare è che lo facevano al millesimo, cioè non esisteva una differenza tra di loro nemmeno di un millesimo. Quindi il prezzo era identico tra queste 3, 4, 5 pompe. E questo non può essere fatto. Allora, finché è una casualità che può essere determinata come casualità per un certo periodo, va bene, ma quando questo è sistematico per mesi, mesi e mesi, non è più una casualità, ma per noi si tratta di accordo sottobanco, e l'accordo sottobanco è punito dalla legge. Esatto, siete riusciti a portarlo alla luce, come? Abbiamo fatto dei rilevamenti quotidiani, praticamente in media ogni 2 giorni facevamo un rilevamento fotografico, facevamo anche benzina noi stessi, i componenti delle associazioni ci mettevamo d'accordo dove fare gasolio, 10 euro in uno, 10 euro in l'altro, 10 euro per avere anche la prova certa con lo scontrino. Abbiamo raccolto tutti questi dati, dopodiché abbiamo fatto una segnalazione alla Guardia di Finanza, un'informativa specifica, il quale il Guardia di Finanza poi ha segnalato direttamente all'antitrust. Diciamo che l'avremmo potuto fare direttamente noi, però abbiamo coinvolto la Guardia di Finanza anche perché c'erano dei problemi poi da valutare insieme sotto altri aspetti a livello del prezzo, la quantità del carburante che veniva erogata, eccetera, e abbiamo segnalato. Adesso aspettiamo che l'antitrust decida in base ai nostri rilevamenti, ma questo non accade solo col benzinai, l'abbiamo fatto esatto, questi qua dei benzinai sono consapevoli di essere adesso controllati? Sì, perché poi è venuto fuori, i giornali, televisione ne hanno parlato e quindi hanno capito che c'era questa situazione un po' anomala. Loro hanno negato tutto, ma vabbè, sarà poi l'autorità preposta che stabilirà se c'è una violazione o no. La violazione è abbastanza anche semplice rilevarla, perché le regole dell'antitrust determinano che il vero cartello è sufficiente rilevarlo anche quando non ci sia una prova certa, ma ci sia una condotta, un comportamento che è destinato a danneggiare il consumatore. Quindi questo è per noi è fondamentale, infatti noi nella relazione abbiamo scritto questo, che per noi era un comportamento continuo e ovviamente
finalizzato a non avere una concorrenza diretta e quindi a non abbassare il prezzo. Guardi che bastava fare, da Bassano bastava fare 10 km e andare a Cittadella e trovavamo il prezzo di 20 centesimi più basso, 10 centesimi più basso, rispetto al prezzo che c'era nel mandamento bassanese o nella zona di Vicenza. Queste sono cose che facciamo regolarmente, periodicamente controlliamo anche i prezzi, i supermercati, andiamo a vedere quali sono i supermercati più convenienti. Ecco, voi fate questa valutazione sui supermercati, se il cittadino dovesse riscontrare delle anomalie di sistema, cioè proprio cosa può fare? Beh, noi abbiamo avuto delle segnalazioni, per esempio, che il prezzo al banco era diverso dal prezzo della cassa. Uno prendeva, non so, un detersivo che leggeva che era €1 e poi arrivava in cassa e lo pagava €1,10. Questo non si può fare, è vietato dalla legge. È sufficiente che il cittadino vada alla cassiera, dica guardi che il prezzo che è esposto è di €1 e ha diritto a pagarlo €1 come il prezzo esposto. Questo è un comportamento però che se si ripete è soggetto a sanzione. Noi abbiamo sanzionato alcuni supermercati, sempre tramite i vigili o la Guardia di Finanza, si fa una segnalazione specifica. Non dico che sia un comportamento malizioso del commerciante, ma può capitare che il commerciante sbagli, soprattutto le grandi catene. A noi ci è capitato col Tosano che metteva fuori il prezzo e poi classicamente risultava diverso. Abbiamo fatto alcune segnalazioni, abbiamo chiesto a loro di regolarizzarsi il loro sistema informatico, lo hanno fatto, poi abbiamo visto che le cose si sono sistemate. Abbiamo visto che comunque c'è una grande enormità di difformità di prezzi al minuto. Dei prezzi parliamo dei beni di prima necessità, pane, latte, pasta, quelle cose che servono quotidianamente a tutti. Ci sono dei supermercati che aprono dei prezzi molto vantaggiosi perché comprano all'ingrosso, comprano con sistemi particolari di acquisto, e altri negozianti che comprano invece in maniera diversa e applicano un prezzo più alto. Poi è chiaro che ogni cittadino, ogni consumatore deve regolarsi in base al prezzo che trova più conveniente, poi c'è l'affidabilità al proprio negoziante, di andare sempre dallo stesso per fiducia, eccetera. È chiaro che noi diamo solo delle indicazioni, diciamo guardate che in quella zona c'è il prezzo più basso, in quest'altra zona un prezzo più basso o più alto, poi dipende anche dal prodotto. Certo, dipende dalle varie situazioni. Altri casi invece che reputate veramente gravi e lesivi del consumatore, che magari ci si passa sopra e non è il caso di farlo? Io consiglierei a molti di stare attenti sui venditori porta a porta. Noi abbiamo avuto 2 anni fa un contenzioso pesantissimo con Enel, che è finito davanti al giudice di pace. Abbiamo fatto proprio erano 21 ricorsi al giudice di pace, perché c'erano dei soggetti che si presentavano alle porte dicendo sono dell'Enel, mi apra signora, dobbiamo controllare la bolletta. In realtà lo scopo era quello di fargli cambiare il contratto col mercato libero. È chiaro che questo è un comportamento, quando viene fatto in maniera così molto, diciamo, ambigua, confondendo il cliente, confondendo il consumatore, facendogli credere che è un controllo, facendogli credere che è un sistema che Enel adotterebbe per controllare alcuni aspetti della propria utenza. Io do consiglio a tutti, ricordatevi che nessuno si presenta alla porta dicendo sono dell'Enel, controllo le bollette. Non esiste il controllo a casa, a domicilio delle bollette. Quindi chi viene con quello scopo e con quelle motivazioni ha uno scopo diverso, quello che è di affibbiarmi un contratto. Noi li abbiamo impugnati tutti, siamo andati davanti al giudice, poi abbiamo avuto una mediazione, una conciliazione formata da me e questa società che gestiva questi ragazzi che andavano casa a casa, perché in effetti non era Enel che andava e mandava questi soggetti. Enel è in carica delle aziende, il quale a loro volta incaricano dei ragazzi, dei soggetti che vanno casa a casa a proporre il contratto. Ma loro sanno benissimo che quando si presentano alla porta e suonano il campanello devono dire siamo di Enel Energia, della società di Enel Energia, e che le proponiamo un nuovo contratto. Trasparenza e legalità. Se questo viene fatto all'inizio, al momento in cui si ha il primo contatto col consumatore, va bene, ma quando questo assume degli atteggiamenti
che abbiamo anche denunciato penalmente, perché ci sono degli aspetti penali, perché la truffa è dietro l'angolo, basta confondere un attimo il consumatore, sappiamo bene come si può fare. Allora noi li perseguiamo, denunciamo e ci costituiamo parte civile qualora vengano rinviati a giudizio nel caso in cui si accerti che realmente c'è stato un comportamento scorretto. Io con i dirigenti dell'Enel ho avuto diversi incontri, i quali hanno assicurato, anche con i corsi che abbiamo fatto di recente, l'anno scorso abbiamo fatto dei corsi con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, Corsi proprio in di questa materia, finanziati dal Ministero, materia di truffe porta a porta. Abbiamo interagito con loro per cercare di trovare insieme delle soluzioni da poter tutelare il consumatore, quindi la forza dell'ordine per quanto riguarda la materia esclusivamente penale, noi per quanto riguarda la connessione con la civilisticamente parlando. Ripeto, Enel ci ha dato assicurazione che questi soggetti che andranno casa per casa saranno loro a garantire la correttezza. Loro come, nel senso, non possiamo saperlo quindi il cittadino deve essere sempre molto prudente quando riceve queste chiamate oppure queste visite direttamente. Ma alle volte molto spregiudicate. Noi nel corso, l'ultima lezione che abbiamo fatto a Venezia, alla Questura di Venezia, con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, abbiamo invitato anche la famosa giornalista, la Nadia Toffa delle Iene, che conosco bene, ha portato un filmato che ci ha lasciato sconcertati. In che modo lei è andata insieme a questo tizio dove lui suonava i campanelli in maniera spregiudicata, siamo dell'Enel, dobbiamo controllare il contatore e le bollette. Una cosa vergognosa che metteva anche veramente una certa soggezione, perché uno che si presenta così poi trova magari la signora poverina, la pensionata, che non sa come comportarsi, ma prego, va bene, gli dà il documento, gli dà la fattura, perché peggio di così. La bolletta gli serve a lui per raccimolare i dati che gli servono per iscrivere nel nuovo contratto. E quindi comportamenti veramente scorretti, sconcertanti, ecco, a quel punto, che devono essere fermati. Ecco, siccome lo stiamo raccontando, abbiamo magari anche persone che sono pensionati, comunque sono a casa, che stanno a sentire. Che cosa è bene fare? Perché quando arriva la chiamata, quando arriva la porta che squilla, uno è preso in contropiede, no? In quel momento lì, quindi come diceva lei, già sanno anche come interagire, sanno come prendere la persona e sono particolarmente invadenti. Che cosa si sente per far recepire come messaggio? Quando uno suona il campanello, uno dice cosa vuole, bene, sono qua per questi motivi. Sappiate che se lui dirà che è qua, che è lì a casa vostra per controllarvi la bolletta, è ovvio che dovete subito sospettare che c'è qualcosa che non va. Non esiste che l'Enel manda a casa o il gas o l'Enel. Esatto, ma non è solo l'Enel, sono anche altri, no, che sì, arrivano. Eni, Edison, ci sono altri vari gestori che potrebbero avere personale che non si comporta bene. Io tenderei magari a non fare nomi, però diciamo che in linea di massima chi vende quel prodotto, chi vende quel contratto guadagna una provvigione e quindi tendenzialmente tende a dare a vendere il prodotto, a vendere il proprio contratto, e si può capire. Io diffiderei, quello che parlavamo proprio nei corsi, diffiderei da chi ha da chi vende, chi ha rappresentanza di molteplici aziende. Noi abbiamo avuto casi in cui c'era chi vendeva il contratto energetico, ma vendeva anche cosmetici, carte di credito, quindi se non c'è una cosa ce n'è un'altra. Ci proponeva, che ne so, le pentole. Ecco, io diffiderei da questi personaggi, perché sono personaggi venditori improvvisati, che tendono a vendere qualunque cosa pur di realizzare un qualcosa. No, perché per carità, io dico anche questo, in questo momento di gravi difficoltà uno fa di tutto pur di riuscire a guadagnare, no, il pane quotidiano, per cui non metto in discussione soltanto che possono essere dei contratti indesiderati che possono comportare delle conseguenze. Quali sono le conseguenze? Lo ripetiamo spesso, ma lo torneremo anche a dire quali possono essere, poi se ci sono tempi di ravvedimento, dopo la pubblicità, tra poco.